Il killer ha vissuto per 5 anni in via Canova a Montebelluna, ma nessuno si ricorda di lui né di quella famiglia silenziosa che mai aveva fatto parlare di sé. Eppure dal 2006 al 2011 hanno abitato in una strada del centro cittadino. Se qualcuno li ha conosciuti forse oggi ha preferito non parlare. C'è incredulità ma soprattutto tanto shock. Difficile pensare che un killer abbia potuto abitare alla porta accanto oppure abbia potuto camminare tranquillamente in città. Alejandro Augusto Stefan Meran, il 29enne domenicano, ha mostrato in un attimo tutta la sua ferocia, uccidendo a sangue freddo 2 poliziotti, Matteo e Pierluigi. A Montebelluna nessuno si ricorda di lui né della sua famiglia. Ho sentito vagamente parlare, però non li conoscevo, insomma, non so chi siano. Forse qualche frammento di ricordo ma vago, il loro passaggio a Montebelluna è troppo lontano. No, eppure venivo qua quando c'era ancora l'altro ambiente e non sentivo granché di loro. Mi ha detto sì che abitava su che a casa là. Su quale casa, signora? Questa qui in bianca che è subito qua. Pochi anni a Montebelluna, poi mamma Betania e i 2 figli si sono trasferiti a Trieste. Fino a venerdì di loro si sapeva poco anche qui, fino a quella sparatoria che ha spezzato via i sogni di 2 poliziotti e delle loro famiglie.